Amici di Sportisili, buongiorno e ben ritrovati a tutti. Un saluto dal vostro caro Marco Genduso che oggi è qui per raccontarvi la sfida tra Palermo Calcio Popolare e TF, una sfida valevole per il campionato di allievi regionali Under 16. Ma la palla comunque viene presa da Spina che cerca anche la conclusione da fuori. Facilissima però per Gudda. Palla profonda, Iello capisce il rimbalzo, molto bravo, poi vede questa palla illuminante per Bosco che la può prendere in tentativo di rigore, Bosco ancora, Bosco, Gudà e poi di testa, il facile tap-in da parte di Fauci che la sblocca e fa 1-0, si lamentano tanto, pallone fuori gioco, ma per il direttore di gara non c'è nulla, vantaggio TF. Palloni che si fermano quasi sempre, Spina verticale verso Fauci che rientra, calcia col mancino e buca Gudà e fa 0-2 proprio verso la fine del primo tempo. Non è perfetto qui il portiere, il rimbalzo lo ha fregato e arriva il gol dello 0-2 ancora una volta con Fauci. Sarà quindi calcio d'angolo per il Palermo Calcio Popolare. Tutta che va sul secondo palo, ciccano tutti, poi conclusione Pizzo! E la palla entra pure in porta! Il gol viene realizzato da Armanno che esulta con i compagni. Per caso, per passare il porta, intanto Rimini col pallonetto traversa e la palla esce fuori, poteva subito fare il tris. Palla qui da parte di Rimini per Bosco che si autolancia, potrebbe anche calciare Scembroso, calcia Broso! Perfetto qui nell'1 contro 1, chiude le gambe in maniera corretta. Palla che passa, Cardi la smorza, poi conclusione col mancino! E dove l'ha messa? Incredibile! Il gol meraviglioso da parte di Spina che esulta con la panchina. Broso non può fare veramente nulla, l'ha messa sotto l'incrocio, gol impressionante, 1-3. Poi Bosco può calciare sul primo palo, Broso dura ancora, Aiello a rubare l'ennesimo palo alla sua partita, gran palla sempre verso Randazzo, esce Broso, si ferma il pallone, Randazzo con un tocco morbidissimo, fa 1-4 solo. Poi si appoggia Mercurio, tacco illuminante, Bosco può calciare ma sul mancino, Bosco non accenna la parata Broso e dunque arriva il gol anche per il numero 10. Il calcio di rigore va da Miata che calcia, centrale, va bene così, 1-6. E poi triplice fischio, finisce il match, vince la TF che sale a quota 24 punti.